Buongiorno a tutti. Come vedete, in momenti di crisi come questo, anch'io mi trovo a casa, non posso muovermi da casa, perciò come i miei colleghi allenatori vorrei farvi vedere degli esercizi che possono essere utili in questi momenti quando si è a casa. Allora, partendo dal presupposto che il movimento delle braccia è molto importante, comincerei con un bianco. Così, vedete il movimento del braccio che si incrina, si alza, si vedono le bollicine, si abbassa, si porge verso la bocca, si annusa e si gusta. Passiamo a un altro esercizio, l'esercizio per il vino rosso. Allora, il vino rosso deve essere arieggiato, perciò vedete il movimento molto importante della mano che serve per far prendere aria al vino. Si alza ancora e la spalla è molto supportata, vedete? Su e giù, così. Così si annusa bene il vino, si fa girare, lo si riannusa, lo si degusta e poi vedete il movimento della spalla. Ultimo ma non ultimo, andiamo col rosé. Il rosé è molto particolare perché c'è un movimento direi molto difficile da fare, che è quello di piegarlo completamente, vedete, per vedere le bollicine se sono persistenti o no, e qui è interessata tutta la parte del braccio, va bene, vedete proprio il movimento del braccio così, così, così. Fantastico. Bene, allora quei movimenti qua sono da ripetere almeno una trentina di volte al giorno. Se doveste restare senza vino, fatemi un colpo di telefono che io martedì e venerdì sono in negozio e posso farvi da allenatore o darvi dei consigli e portarvi del vino a casa. Grazie per il vostro interessamento e buona giornata a tutti.